Il consorzio Tutela Radicchio di Chioggia IGP torna a Fruit Logistica di Berlino, la fiera che si svolgerà da mercoledì 8 a venerdì 10 febbraio, il principale appuntamento per il settore ortofrutticolo internazionale. Il consorzio sarà ospitato nello spazio espositivo collettivo della Regione Veneto, nella postazione dell'ortomercato di Chioggia. Sarà presente il presidente del consorzio, amministratore unico di ortomercato, Giuseppe Boscolo Palo. Questi ha spiegato le difficoltà dell'anno appena trascorso, contraddistinto da siccità e della risalita del cuneo salino, motivazioni che hanno provocato la contrazione delle rese produttive, mentre il costo della produzione è continuato ad aumentare. Nonostante tutto, il prezzo del radicchio si è mantenuto stabile all'origine, aumentando notevolmente al consumo, portando a una riduzione del volume del venduto al dettaglio, anche a causa del minor potere d'acquisto delle famiglie. Consorzio e ortomercato si presentano insieme alla fiera, grazie anche al sostegno della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, per spingere maggiormente il prodotto simbolo del nostro territorio sui mercati internazionali. In questi il potere d'acquisto è maggiore e potrebbe influenzare le quotazioni anche a livello nazionale. In questi giorni di fiera, il catering dello stand Regione Veneto servirà ai buyers e ai visitatori degustazioni preparate con i prodotti forniti dai vari espositori ospiti della collettiva.